momento di tornare a parlare di TEF, Taranto Eco Forum 2025. Stiamo conoscendo pian piano i protagonisti di questo evento, i partner di EuroTTS che hanno deciso di sostenere questa idea, questa visione. Diamo oggi il benvenuto a Leonardo Mazza di Edison Next. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Mazza, responsabile, lo ricordiamo, del progetto Hydrogen Valley qui in Puglia. Ecco, TEF 2025. Premetto che Edison Next non ha bisogno di presentazioni e quindi diciamo, come dire, è un marchio che tutti conosciamo. Però ecco, ci interessa comprendere perché avete scelto di sostenere questo progetto, perché avete scelto di aderire a TEF 2025. Sì, buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Cittadella e grazie per questa opportunità. Vado alla domanda. Ci fa sicuramente molto piacere essere per il terzo anno al fianco del TEF. Perché? Perché è un evento che consideriamo strategico per rafforzare il dialogo con gli stakeholder locali di un territorio che è chiave per l'Edison Next. In Puglia infatti stiamo portando avanti concretamente progetti strategici che sono in grado di contribuire fattivamente al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione che la Regione si è prefissata. La prospettiva di Edison Next è sicuramente evidentemente quella di un operatore energetico integrato che è in grado di progettare e mettere a terra dei percorsi di decarbonizzazione che prevedono l'utilizzo di un mix di tecnologie con diverso grado di maturità. E in quest'ottica al TEF, insieme ai colleghi, ci focalizzeremo su 3 macro temi. Il primo è quello della mobilità sostenibile e parleremo delle nostre soluzioni di mobilità elettrica, ma anche delle nostre progettualità di mobilità idrogeno. Il secondo ambito è quello della circolarità e valorizzazione delle risorse sul territorio e in questo contesto parleremo delle nostre iniziative per la corretta gestione degli scarti industriali e delle acque. E infine parleremo dell'importante iniziativa di decarbonizzazione che stiamo portando avanti proprio nell'area di Taranto e mi riferisco al progetto Puglia Green Hydrogen Valley, uno tra i più concreti progetti per la produzione di idrogeno verde su larga scala in Italia, che prevede la realizzazione di 2 impianti di produzione di idrogeno verde, uno a Brindisi e l'altro appunto a Taranto, per una capacità di elettrolisi complessiva di 160 MW e una produzione a regime di oltre 250 milioni di metri cubi di idrogeno verde. Insomma, un cambiamento, come dire, significativo, rivoluzionario per Taranto, soprattutto. Adesso non voglio portarla su altri argomenti, ma in questo periodo, come dire, diventa davvero una strada particolarmente interessante. Mazza, volevo chiederle però, ecco, come si passa dalla visione, da queste idee a un progetto concreto, come gli si dà forma realmente? L'elemento di partenza imprescindibile è sicuramente quello delle capacità tecniche e delle esperienze che sono, ripeto, necessarie per lo sviluppo di progetti complessi di decarbonizzazione. Come Edison Next, alla luce di quello che vi ho raccontato, siamo sicuramente in grado di costruire dei percorsi di decarbonizzazione che coniughino sostenibilità ambientale e competitività e che siano ritagliati su misura sulle esigenze dei nostri interlocutori. Mi lasci dire però che altrettanto importante è il concetto di partnership, ossia passare da un approccio transazionale ad un approccio relazionale. Perché? Perché solo creando e consolidando delle relazioni tra istituzioni e operatori energetici si possono sviluppare in concreto dei percorsi virtuosi di decarbonizzazione a beneficio del territorio e delle comunità locali. E immagino che questo valga anche proprio con le comunità locali, oggettivamente, cioè questa sorta di relazione, di creare questi legami che permettono poi insieme di camminare verso questo cambiamento. Assolutamente sì, perché un esempio concreto di questo approccio virtuoso di collaborazione è rappresentato proprio dal progetto Puglia Green Hydrogen Valley, perché questo tipo di approccio ci ha consentito non solo di costruire un dialogo efficace con la Regione Puglia, evidentemente sempre e comunque nel rispetto delle rispettive prerogative, ma ci ha permesso anche di avviare una collaborazione con l'Acquedotto Pugliese, che non ha evidentemente bisogno di presentazioni e che è un interlocutore strategico per lo sviluppo e la realizzazione del nostro progetto. Questa collaborazione
si declina su 3 macroambiti. Il primo è quello della messa a disposizione da parte dell'acquedotto a beneficio della società progetto delle acque reflue provenienti dai depuratori che l'acquedotto gestisce. Ripeto, acque reflue, quindi noi non sottraiamo acqua ad altri usi Certo. civili e industriali. Il secondo ambito è quello invece della messa a disposizione da parte della società veicolo a beneficio dell'acquedotto pugliese dell'ossigeno, che è un prodotto di scarto del processo di elettrolisi, ma è utilizzato dall'acquedotto per efficientare il ciclo industriale di depurazione delle acque. Il terzo ambito è quello dello sviluppo di un ecosistema digitale su scala reale che supporterà il monitoraggio e la gestione degli impianti di produzione di idrogeno una volta entrati in esercizio. Questo in realtà è un progetto che stiamo sviluppando non solo con l'acquedotto pugliese, ma anche con aziende leader del settore dell'innovation technology, sia a livello nazionale, ma soprattutto centri di ricerca e università pugliesi. E questo è un concreto esempio di economia green in una logica circolare di sostenibilità e innovatività ed efficienza. Insomma, non resta che attendere il nuovo TEF 2025 ed essere presenti nel Siamo momento in cui prontissimi. Edison Next racconterà queste sue idee, questi suoi progetti. Intanto grazie a Leonardo Mazza per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi per l'opportunità.